Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Oggi i funerali dell'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini alle 15:30 nella chiesa di San Nicolò, esequie precedute da un lungo corteo che attraverserà l'amata città dello sceriffo. Migliaia di persone sono attese, una città blindata con straordinarie misure di sicurezza, e noi seguiremo in diretta i funerali di Giancarlo Gentilini a partire dalle 12 su Antenna 3, e poi ovviamente le seguiremo anche sulle altre nostre reti, e soprattutto daremo conto di tutto quello che è accaduto questa sera nei nostri telegiornali, per cui ci collegheremo tra poco con Lucio Zanato, il nostro inviato, davanti a Cassugana, dove c'è la Camera Ardente, da dove poi si snoderà, partirà il corteo funebre. Però iniziamo dalla cronaca e purtroppo ancora da questi incidenti stradali che hanno funestato gli ultimi giorni nella nostra regione. Quello di Codevigo, dove ha perso la vita un 22enne di Chioggia. È praticamente il quinto morto della strada, in questa strada tra la Romea e la strada dei Pescatori nel solo mese di aprile. Ci sarebbe una manovra azzardata all'origine dell'ennesimo incidente mortale avvenuto a Codevigo ieri mattina. Nello schianto ha perso la vita Yuri Haas, 22enne italo-tedesco, residente a Chioggia. Il giovane potrebbe aver avuto un malore alla guida. Secondo alcuni testimoni, infatti, la Dacia Sandero del ragazzo ha improvvisamente invaso la corsia opposta da dove stava sopraggiungendo il mezzo pesante della ditta edile Zagolin. Un impatto impossibile da evitare per il camionista 43enne di Fiesso d'Artico, che ha tentato una frenata disperata. L'auto si è schiantata con violenza, la parte anteriore si è completamente distrutta e per il 22enne alla guida le lamiere si sono trasformate in una gabbia mortale. I vigili del fuoco hanno impiegato 2 ore per estrarlo dai rottami. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferite lievi invece per il conducente del camion. L'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della strada dei Pescatori, vicino al ponte sul Brenta e allo svincolo per Aromea. L'auto di Yuri Haas viaggiava in direzione Codevigo, mentre il mezzo pesante stava percorrendo la strada verso Chioggia. Il 22enne è la quinta vittima in poche settimane in questo tratto di strada tra le province di Padova e Venezia. L'incidente in un tratto rettilineo è successo con sicuramente l'invasione da parte di uno dei 2 mezzi della carreggiata opposta, e al di là di tutte le considerazioni che si possono fare sulla messa in sicurezza che è necessaria, è fondamentale, come dico sempre in queste ultime settimane, è fondamentale anche la prudenza e l'attenzione da parte dei cittadini e degli utilizzatori delle strade. Penso sia giunto il momento che gli enti superiori, ANAS, Regione e Ministero facciano una considerazione seria su come affrontare questa situazione. Ormai nelle ultime settimane diventa quasi un appuntamento settimanale e ritengo che questo non vada assolutamente bene. La strada dei Pescatori è rimasta chiusa per alcune ore per consentire il recupero dei mezzi e la polizia stradale e i rilievi dei carabinieri. Servizio di Valentina Visentin, enorme dolore per la scomparsa di Giacomo Bologna, lo studente universitario di Possagno, rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale a Crespano di Pieve del Grappa. Sono stati giorni di speranza, giorni di preghiera perché Giacomo Bologna riaprisse gli occhi, ma le ferite riportate in quel terribile incidente stradale di giovedì scorso non gli hanno lasciato scampo. Si è spento all'ospedale di Treviso dopo giorni di agonia. Avrebbe compiuto 21 anni il prossimo mese di giugno, figlio unico, viveva con i genitori in Contrabroia, Possagno, e proprio a casa stava tornando quel maledetto pomeriggio quando in sella alla sua Ducati, subito dopo la curva in via San Pancrazio a Crespano di Pieve del Grappa, si è scontrato con un fuoristrada condotto da un 73enne. Le sue condizioni sin da subito erano parse disperate. Era stato egli trasportato al Cafoncello. Fino all'ultimo istante ci si è illusi che potesse farcela. La sua morte ha distrutto, oltre alla famiglia, anche tutte le persone che lo avevano conosciuto. Visibilmente scosso il sindaco di Possagno, Valerio Favero. È un qualcosa che penso sia indescrivibile, perché perdere un figlio a 20 anni in questo modo è qualcosa che non si può descrivere, non si
si può dire, tutta la nostra comunità si stringe attorno ai genitori, attorno alla famiglia nel dolore e non possiamo dire altro. Lei era in ospedale assieme ai genitori? Sì, sono stato giù a portare il mio saluto a Giacomo e un abbraccio alla famiglia su un momento che è davvero difficile da vivere. Sono un papà anch'io e non ho idea di come possa essere questo momento per loro. Lungo una strada che avrà fatto centinaia e centinaia di volte. Sì, purtroppo sì, però siamo tutti appesi a un filo e quindi godiamoci la vita e viviamola a pieno, il più possibile. Giacomo Bologna frequentava il terzo anno di ingegneria a Padova, dopo il diploma al liceo Brocchi di Bassano all'indirizzo quadriennale di scienze applicate. Brillantemente era stato scelto per un progetto legato allo studio dell'intelligenza artificiale da tenere sempre al Brocchi come assistente docente. Attivo nel gruppo giovani della parrocchia di Fietta di Paderno del Grappa, sempre pronto ad aiutare il prossimo, era un membro importante della comunità del piccolo paese trevigiano. Sul punto dove si è verificato il terribile incidente c'è un mazzo di fiori per ricordarlo, e mentre facevamo le riprese, lontano dalle inquadrature, un amico ha sussurrato: sono certo che ora Giacomo sia in un mondo migliore. Servizi Vanessa Banzatto, vediamo adesso, purtroppo è una strage senza fine sull'asfalto a Meolo. C'è il lutto per la scomparsa di Vedran Vožević, morto domenica sera a 32 anni in sella ad una moto sulla Treviso Mare. È stato fatale lo scontro con un camion e stava utilizzando la moto prestata da suo fratello. Lo conoscevo di vista, purtroppo la nostra comunità in questo momento è rimasta attonita per la perdita di questo ragazzo, questo giovane ragazzo che appunto lo conosciamo un po' tutti perché siamo un piccolo paese, ci conosciamo un po' tutti, e che lavorava anche proprio a Meolo, in una fabbrica lì vicino dove è successo il sinistro. Meolo in lutto. Vedran Vožević aveva solo 32 anni. La sua vita si è drammaticamente interrotta domenica sera in un incidente stradale sulla Treviso Mare all'incrocio con la via che porta a Monastier, quasi accanto al luogo in cui lavorava, lo scattolificio Edelkart. Vedran era in sella a una moto, pare chiesta in prestito al fratello per farsi un giro al termine di una domenica all'aria aperta. Lo scontro con un camion all'incrocio si è rivelato fatale. Vani i tentativi di rianimazione. Di origine bosniaca, era da tempo residente in paese. Ben integrato anche da diversi anni, famiglia presente, lavoratori, persone insomma normali, che anche la stessa proprietà della ditta dove lavorava il ragazzo conferma un bravissimo ragazzo, un bravo lavoratore. Ora è il momento del cordoglio, ma il sindaco di Meolo, Daniele Pavan, non può non pensare a quell'autovelox sulla Treviso Mare che si è trovato costretto a spegnere di fronte ad un'incertezza legislativa e burocratica, racconta, che recentemente aveva portato il comune a perdere diversi ricorsi di automobilisti al giudice di pace. Certo, l'incidente è avvenuto a 4 chilometri da dove si trovava l'autovelox, ma l'efficacia della sua presenza era indiscutibile. Dal 2019, in quel punto esatto dove c'è l'autovelox sono morte 3 persone per incidenti stradali, e da quando invece è stata installata l'apparecchiatura, oltre ai vari sinistri che sono accaduti, ma da quando c'è stata l'installazione dell'apparecchiatura nessun altro incidente, neanche un minimo tamponamento è più successo. Questi sono dati incontrovertibili. E sono ancora in fase di accertamento le cause per cui un autobus di linea di Bus Italia ha preso fuoco in via Corse a Villa del Conte nell'Alta Padovana. Nessuno dei circa 30 ragazzi tra i 15 e i 17 anni, dovremmo avere delle immagini, è rimasto ferito nonostante le fiamme abbiano distrutto completamente il mezzo. Sul posto i carabinieri del Nord di Cittadella, la polizia locale del Campo San Pierese e 2 squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo che ha danneggiato anche un palo della Telecom. Poteva andare molto peggio, ma è stato pronto l'intervento dell'autista dell'autobus che ha fatto subito scendere i passeggeri. Andiamo a Vicenza, ancora degrado, ancora una siringa insanguinata recuperata a ridosso del centro storico, una situazione inquietante che si ripete in modo che a dir poco allarmante, che dire allarmante è poco, vediamo.
Droga, degrado, sporcizia. Sono tanti, troppi i quartieri di Vicenza sprofondati in un piccolo inferno quotidiano. A ridosso del centro storico, nella zona di Piazzale del Mutilato, dietro ai Giardini Salvi, viene ritrovata l'ennesima siringa insanguinata. A distanza di poche settimane, dopo altri fatti che erano appunto stati già denunciati, ci ritroviamo nuovamente a trovare una siringa piena di sangue. A parlare Mattia Zuccon, presidente del Circolo Asili Nido di Vicenza. Il problema degli aghi usati dai tossicodipendenti è particolarmente sentito per le ricadute che possono esserci sui bambini. 2 mesi fa il ritrovamento di una siringa usata nel giardino della scuola materna Fogazzaro. All'inizio di aprile invece in piazza San Lorenzo un bimbo di 9 anni si punge con l'ago di un'altra siringa abbandonata mentre gioca con i suoi amici. I cittadini commercianti sono molto preoccupati perché questa situazione porta ad allontanare le persone sempre di più dalla città. Quello che chiediamo all'attuale amministrazione è che si smuova a prendere in mano la situazione e gestirla e rendere appunto questa zona più vivibile per tutti quanti, anche per i bambini. In città la presenza di tossicodipendenti che si bucano alla luce del sole continua a essere documentata da video e foto di mamme, genitori, cittadini. Ormai la situazione è diventata insostenibile, sì, perché la libertà di un tossicodipendente di fare uso di droga dovrebbe finire dove inizia la libertà delle famiglie e dei bambini di vivere in una città pulita, senza pericolo di ferirsi con aghi abbandonati. Altrimenti i cittadini saranno sempre ostaggi di chi distrugge se stesso e degrada i quartieri iniettandosi droga, oltretutto in condizioni precarie di igiene. Chiediamo un giro di vite nei confronti dei tossici affinché venga permesso alle famiglie di girare con piena serenità e piena tranquillità per tutta la città. Allora, siamo sempre a Vicenza e vediamo proprio anche le proteste per questa situazione. Vediamo. Io guarda, non ce la faccio più proprio, no. È una cosa che non esiste, non dovrebbe esistere una roba del genere, ecco. Perché io adesso sto andando a prendere mio nipote a scuola e ho sempre paura, veramente ho sempre paura. I vicentini non ci stanno. L'ennesimo ritrovamento di una siringa insanguinata poco lontano dalle scuole del centro storico indigna e sconcerta i cittadini, non solo i commercianti e i residenti di Contrap Portanova. In questa via è stato più volte segnalato il degrado fisico e sociale dovuto ai tossicodipendenti che da Campo Marzo si appartano in queste zone per consumare le dosi di stupefacenti, abbandonando siringhe e materiale infetto sui marciapiedi. Una situazione grave, più volte segnalata a comune e forze dell'ordine nel corso degli ultimi anni, ma a cui pare le istituzioni essere incapaci di contrastare efficacemente. I cittadini però non mollano e chiedono all'amministrazione comunale quantomeno di limitare un degrado così sfrontato che mette a rischio soprattutto i cittadini più fragili. Vogliamo la soluzione, è una cosa che si ripete e non ne possiamo più, dobbiamo proteggere il passaggio, i bambini e la popolazione, insomma, che vuole essere lontana da queste visioni che non sono proprio belle. No, assolutamente, soprattutto sotto gli occhi dei bambini, sicuramente non possiamo accettarlo. Mi è capitato di vedere delle persone dormire sotto questi portici, quello sì, anche durante il giorno, ed erano accampati, realmente non so se abbiano creato problemi, non lo so. Mi è capitato di assistere indirettamente a furti di biciclette in questa zona. La polizia dovrebbe vigilare su questo, non so, arrestare chi fa questo commercio. Il problema è che i commercianti e i residenti anche hanno segnalato, ci sono delle telecamere puntate nelle zone critiche, sì, ma non vedono risultati. Il risultato non si vede, ma bisogna fare qualcosa di più. Ci vuole un po' più di controllo, cercare di fermare un po' questa piaga, ecco, perché vedo che purtroppo non solo in questa zona ma anche in altre zone un po' sta dilagando un po' questo degrado, quindi io confido che comunque siamo anche abbastanza vicini alla caserma, quindi penso che le forze dell'ordine facciano il loro dovere. Ecco. So che avevano incrementato un po' anche la presenza dei militari, dei carabinieri in zona, quindi con un po' più di impegno penso che si possa bonificare tranquillamente.
Andiamo a Treviso in diretta da Lucio Zanato, perché alle 15:30 i funerali di Giancarlo Gentilini a San Nicolò. Lucio Zanato davanti a Cassugana, dove c'è la Camera Ardente. Lucio, a te la linea. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Se l'immortalità di una persona la si può misurare sul ricordo che ha lasciato, allora vi devo dire che Gentilini è già immortale, perché questi chiamiamoli santini, sono già andati, sono praticamente già spariti da questa mattina alle 10. Sono i santini di Giancarlo Gentilini, ognuno che è passato oggi ne ha voluto ovviamente uno, e per quanto siano stati stampati in gran numero, almeno qui sono decisamente spariti già quasi tutti. Questo dà il senso di quante persone siano già transitate nella Camera Ardente allestita all'interno di Cassugana proprio questa mattina dalle 10. È un continuo di persone, di cittadini, di autorità, di ex compagni di partito, di ex amministratori, di amministratori. È un continuo per rendere omaggio a questa persona che sicuramente ha cambiato il volto della città, ma che è nel cuore di tutte le persone, di tutti i cittadini, proprio perché c'è un aneddoto, c'è un aspetto, c'è un sorriso, c'è un minuto che lui ha dedicato ad ognuno dei suoi cittadini, e loro sono venuti qui oggi. Non a caso appunto il passaggio sì di autorità, previsto un passaggio molto probabilmente prima dell'inizio del corteo delle 14:15 del vice premier Salvini e probabilmente anche del ministro Carlo Nordio. In ogni caso, dicevo, tantissimi cittadini che sono sfilati davanti al feretro, che viene vegliato da 4 alpini e poi dietro da 2 agenti della polizia municipale. Come vedete dalle immagini, sopra la bara la sua fascia, la fascia di sindaco per sempre, che gli è stata donata giusto un anno fa. Insomma, grande affetto per quanto riguarda la città, e non solo, perché devo dire sono venute persone anche da fuori provincia pur di dare l'ultimo saluto a Giancarlo Gentilini, e un grande affetto che noi abbiamo registrato con alcune interviste che abbiamo realizzato proprio qualche minuto prima di andare in onda. Se hai domande, direttore, se no io lancerei le interviste e poi linea allo studio. Lucio, soltanto se ci puoi ricordare quello che sarà il percorso del corteo funebre nel cuore della città che amava tanto Gentilini. Certamente, direttore. Allora, la Camera Ardente chiuderà alle ore 14. Alle 14:15 uscirà praticamente da Cassugana e poi prenderà sostanzialmente la strada verso Piazza San Vito. Da Piazza San Vito salirà fino allo scalone dei 300, proprio per dare l'omaggio alla sua presenza in Consiglio Comunale. Da lì Piazza Indipendenza e naturalmente sosta in Piazza dei Signori, dove ci sarà il rintocco della campana della torre civica. Da lì si proseguirà lungo tutto Calmaggiore e naturalmente corteo a piedi si arriverà fino in Piazza Duomo. Altra sosta breve in Piazza Duomo davanti al Duomo della città, e poi da lì la discesa verso Viale Cesare Battisti. A Viale Cesare Battisti si girerà sulla sinistra direzione Piazza Pio X, da Piazza Pio X si salirà fino in Piazza Vittoria, altra sosta perché è una delle piazze che Gentilini amava maggiormente. Ricordiamo che è la piazza dove c'è l'altare dei caduti per la patria, e di conseguenza il grande attaccamento che anche qui ha dimostrato Giancarlo Gentilini per il tricolore. L'abbiamo visto nelle immagini, il cuscino tricolore che ha voluto espressamente lui, ma anche i fiocchi tricolori che adornano tutto intorno il feretro. E dopo Piazza della Vittoria si proseguirà attraverso via San Nicolò fino all'entrata del Tempio. Alle 15:30 è previsto l'inizio della celebrazione presieduta dal vescovo di Treviso Monsignor Michele Tomasi, al termine del quale ci saranno le orazioni funebri che a questo momento pare siano sicuramente quella del sindaco Mario Conte, del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Dovrebbe prendere la parola anche il ministro Carlo Nordio e anche il vice premier Salvini. Questo per quanto riguarda, diciamo così, la parte ufficiale. Ricordiamo che noi come Reti Media Nord-Est seguiremo in diretta tutto l'evento. A te. Grazie, ricordo che Lucio Zanato è il giornalista che più di chiunque altro, di qualsiasi altro collega, ha seguito da vicino Gentilini in tutta la sua carriera, dall'inizio fino alla fine della sua carriera.
grazie anche al legame di amicizia che Lucio poteva vantare, quindi oggi ci sarà proprio la cronaca da parte di Lucio Zanato e di altri colleghi, ma Lucio è veramente il gentilinologo per antonomasia. Allora vediamo, sentiamo le voci che ha raccolto. Essere qui perché? Doveroso per Giancarlo Gentilini, il miglior sindaco che abbiamo mai avuto. Un ricordo di Gentilini. È stato un grande, io l'ho conosciuto perché ho fatto delle cene anche con lui, è una persona squisita. Ne parla ancora al presente? Sì, perché per me è sempre il mio sindaco e resterà sempre. Grandissimo uomo, io poi che sono stato a contatto con lui per 40 anni che sono stato qui nell'Arma, quindi era un dovere. Guarda, veramente come segretario dell'associazione ex allievi del Collegio Pio X, con tutto il cuore, perché l'ho avuto presidente, diciamo, ecco, per 40 anni. Il mio ricordo è quello di un amico, ecco, non solo come servizio bancario, ma come amicizia e allegria nei nostri incontri. Quindi rimarrà per sempre nei ricordi dei Certo, nel cuore. Parte un pezzo di noi, questa è una pezza di storia della nostra Treviso, per chi la ama e l'ha amata tanto credo sia veramente un monumento che sparisce. Lui è un monumento della nostra Treviso, un campione vero come lo chiamavo io. Amici da una vita, non si poteva proprio, con Gentilini, eravamo assieme 8-10 giorni fa, stava benissimo. Qual è il ricordo che si porterà nel cuore? Ma tanti, sono tantissimi, non si può enumerarli quanti. La sua dolcezza, la sua disponibilità per tutti. È un personaggio meraviglioso, un personaggio da ringraziare, pensarlo e ci auguriamo il bene che ha fatto a tutti noi. Era amico tuo? Sì, mio amico Gentilini, sono tanti anni conosciuto, 27 anni io ho conosciuto. Io sono 27 anni a Treviso, conosciuto sempre Gentilini. Cosa ti diceva? Sono mio amico, mio cuore. E cosa ti diceva? Sono bravo lui. Prima Italia Gentilini, prima sindaco, unico sindaco. La gratitudine e la riconoscenza dei cittadini che l'hanno conosciuto. Andiamo avanti adesso con altra cronaca. Monte di Malo, ci sono danni per le alluvioni del maggio del 2024, i lavori in corso sul torrente che esondò un anno fa. Ci sono per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina con il sindaco Mosè Squarzon. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche al sindaco Mosè Squarzon, sindaco di Monte di Malo, che ci fa compagnia e ci spiega i lavori che stanno facendo a distanza di un anno esatto, perché era il 15 maggio quando eravamo qua a parlarvi dell'esondazione dell'Ivergon, che è il torrente che vedete alle mie spalle. Alle mie spalle vedete ancora i danni dell'alluvione dello scorso anno, il fiume che esondando andò ad intaccare tutta la zona industriale di Monte di Malo, poi a Malo, ve lo ricorderete, anche il ponte delle Galline crollato, e poi l'Ivergon che si mette e diventa il fiume Orolo e quindi Isola Vicentina, altro disastro sempre di quei giorni. Parliamo del 15-16 maggio 2024. Ad oggi i lavori, sindaco? Ad oggi i lavori purtroppo si sono portati avanti con lentezza. Sfortunatamente le risorse sono ridotte. Ringrazio comunque per la collaborazione del Genio Civile che sta effettuando le ultime operazioni anche a monte, perché obiettivamente ci sono stati dei danni a valle, ma anche nelle nostre zone andavano dragati i fondi degli alvei e dei torrenti proprio per evitare che ci siano ulteriori alluvioni. Infatti temiamo che la nuova stagione che stiamo per affrontare non ci riservi ancora degli eventi eccezionali come abbiamo vissuto sfortunatamente lo scorso anno. Ecco, qui siamo sull'Ivergon, sono lavori di disostruzione proprio per evitare piene e altri pericoli come avete già vissuto. Sì, la violenza delle acque dei corsi secondari sostanzialmente aveva riversato all'interno degli alvei migliaia di metri cubi di materiale che adesso stanno lentamente per essere asportati, garantendo appunto una sufficiente sezione del torrente che consenta appunto di non avere più quegli allagamenti anche in questa zona di Via Antonella e di Monte di Malo che aveva messo sott'acqua diverse abitazioni.
Ecco, un ricordo di un anno fa, lei prima mi ha mostrato anche delle immagini al buio in cui c'era tutta la strada completamente coperta dall'acqua, ecco, qual è il ricordo lucidamente a distanza di un anno? Beh, io mi ricordo era quasi mezzanotte, avevo tentato di passare in questa zona per raggiungere la zona industriale di Monte di Maio, non sono riuscito a passare. L'acqua sfiorava il metro all'altezza dei cartelli stradali e obiettivamente ho rischiato anch'io di finire sott'acqua con la macchina, sono riuscito a ritornare indietro. Sono stati attimi veramente di paura, perché pensando poi a quello che è accaduto anche in altre zone, francamente siamo stati anche fortunati da un lato. Parlando dei fondi per l'alluvione, qualche tempo fa, diciamo, la prima tranche non aveva soddisfatto perché comunque risultava di appena 500 euro. Sì. Appena 500 euro, ma c'è una rimodulazione in corso proprio per far sì che anche i comuni riescano a ripianare quello che hanno speso dalle casse comunali. Sì, abbiamo avuto dei confronti con la struttura commissariale, mi sono confrontato anche la settimana scorsa con il dottor Cella, che mi ha rassicurato sullo stato della rimodulazione praticamente di questi fondi. Dovrebbero esserci assegnate nuove risorse, stiamo aspettando una comunicazione ufficiale, in quanto abbiamo avuto rassicurazioni verbali che però vogliamo che vengano seguite, diciamo così, da comunicazioni appunto che ci consentano di mettere a bilancio quei fondi che ci permetterebbero di mettere altre pezze sul nostro territorio e dunque garantire maggiore sicurezza. Ecco, l'avete sentita, questa è la situazione a un anno dall'alluvione che toccò il Vicentino a maggio 2024. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini e a Simone Squarcina, il nostro operatore. Andiamo a Padova, dove aumentano le presenze turistiche, aumentano anche gli alloggi, soprattutto alloggi per affitti brevi, e è scoppiata una polemica perché un intero condominio è stato trasformato in pratica in una specie di bed and breakfast. Andiamo in diretta da Valentina Visentin con il nostro operatore Cristian Roque Allende. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo nella zona davanti al condominio che è stato fonte di polemica, perché ovviamente crescono le presenze di turisti a Padova, lo abbiamo detto più volte, da quando è diventata Urbs Picta, con il ciclo degli affreschi del 300 riconosciuti patrimonio UNESCO. Sono aumentate, e questo è un dato positivo, le presenze dei turisti in città in questi giorni in cui si susseguono i vari ponti. Lo abbiamo proprio visto quanti turisti stanno visitando la nostra città, però dall'altro canto, l'altra faccia della medaglia è la necessità di trovare alloggi per i turisti, e crescono, ed è un fenomeno proprio che caratterizza gli ultimi anni, crescono gli alloggi per affitti brevi, i cosiddetti Airbnb, bed and breakfast, spesso ricavati anche in unità abitative all'interno dei condomini. È il caso di questo condominio in via Gli Appelli, siamo nella zona degli ospedali, quindi molto centrale in città, e quindi insomma anche molto una posizione davvero strategica. Cosa è successo in questo condominio? Che due appartamenti e un negozio sono stati trasformati in circa una ventina di mini appartamenti da destinare agli alloggi brevi, creando dei disagi per i residenti del condominio, perché ovviamente c'è un sovraccarico sulla rete fognaria e sugli impianti, ci sono delle infiltrazioni, e questo insomma ha creato parecchi disagi. Una delle residenti, siamo riuscite proprio a contattarla pochi minuti fa al telefono, ci ha raccontato quanto è accaduto, ha già segnalato tutto al comune, adesso vediamo se verranno presi dei provvedimenti anche per capire se questi mini appartamenti ricavati, lo ripetiamo, all'interno di due appartamenti e un negozio, quindi in tre appartamenti sono stati ricavati 21 mini alloggi, se sono ovviamente agibili e se possono continuare quindi nella loro attività. Noi vi lasciamo facendovi sentire lo sfogo di questa residente che siamo riusciti a contattare al telefono, e che per prima ha denunciato al comune quanto sta accadendo nel palazzo dove abita. Da Padova è tutto, linea allo studio. Il mio condominio praticamente sta diventando tutto un Airbnb, locazioni turistiche, perché era iniziato col quinto piano, che c'erano due appartamenti per locazioni turistiche che diciamo non hanno mai dato
troppi problemi. Poi da lì sono iniziati questi lavori al quarto piano, che da un appartamento con 3 bagni e una cucina si sono trasformate in queste stanze, loro chiamano stanze ma che di fatto hanno ognuna il bagno e di 7 la cucina, poi quello al piano terra da un negozio con un bagno si è fatto 4 monolocali e adesso al secondo piano stanno facendo i lavori sempre da un appartamento per trasformarlo in 9 unità dotate ognuna di bagno e cucina. Tutto ciò tra l'altro senza passare per l'assemblea condominiale, quindi noi residenti, che di fatto siamo io e mia nonna di 90 anni, ci ritroviamo nel condominio con questi lavori, solo che adesso ci iniziano a essere infiltrazioni ovunque, noi abbiamo una perdita dal tetto da 1 anno e mezzo che l'amministratore non ci risponde, in tutto ciò l'amministratore è un'entità perché ha smesso di risponderci da parecchio, ci sono infiltrazioni tra i piani, l'ultima di questo weekend c'erano infiltrazioni nel cavedio, acqua nel cavedio, infiltrazioni nel garage, tralasciando poi che hanno messo il link del portone condominiale online senza chiederci il permesso, quindi c'è questo via vai di persone continuo, la porta dell'ascensore aperta, che quindi mia nonna che ha il deambulatore di 90 anni spesso è rimasta o chiusa fuori casa o bloccata dentro in casa perché non può fare le scale, nessuno è lì a seguire queste unità e quindi ci citofonano per aprire la porta, ci chiedono di aprire. Insomma, la qualità della vita insomma, è cambiata rispetto a come era un tempo, a un condominio normale. Poi ovviamente è quasi ormai tutto il condominio, è un hotel tra virgolette mascherato da condominio, solo che il regolamento vieta di modificare gli impianti fognari, ma ovviamente se ci sono un sacco di scarichi in più con persone magari che usano il bagno contemporaneamente, i problemi iniziano a verificarsi e oltre che problemi amministrativi e qualità della vita iniziano ad esserci problemi anche di salute, perché con tutte le infiltrazioni c'è il rischio di muffa, c'è il rischio che magari i tubi si rompano e inquinano anche l'acqua potabile. Nessun progetto, nessuno che controlla, così si vive. È stato trovato morto in una cella il presunto assassino dell'ereditiera statunitense che l'uomo avrebbe rapito e ucciso a Cogollo del Cengio. Sentiamo. È morto David Knežević, il 37enne accusato dell'omicidio di Ana Maria Henao, la ricca ereditiera americana di origini colombiane, il cui corpo sparito era stato cercato 1 anno fa anche a Cogollo del Cengio, lungo la vecchia strada del Costo. L'uomo di origini serbe, con cittadinanza statunitense, era stato arrestato a Miami lo scorso anno a rientro da Belgrado e accusato dal Tribunale della Florida dell'omicidio della donna che dopo 13 anni di matrimonio aveva chiesto e ottenuto la separazione. I violenti contrasti per la spartizione del capitale comune in vista del divorzio avevano fatto fuggire la quarantenne in Spagna a Madrid da un'amica nel dicembre del 2023, ultima data in cui la donna è risultata ancora in vita. Sull'uomo pesavano forti sospetti di un suo coinvolgimento nel rapimento e dell'uccisione dell'ex moglie e della possibilità che si fosse disfatto del corpo in un viaggio in automobile tra Madrid e Belgrado, passando appunto anche nel territorio vicentino. David Knežević è stato ritrovato morto nella sua cella senza che l'intervento dei medici potesse salvargli la vita. Non è stata resa nota la causa del decesso. Servizio di Daniele Garbin, torniamo a Treviso in diretta da Christian Arboit e da Simone Merlo questa volta perché ci sono alle viste i funerali di Giancarlo Gentilini, inizieranno alle 15:30. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno. Siamo all'esterno della chiesa di San Nicolò. Fra poco entreremo, ti mostro appunto la chiesa all'interno, la chiesa che accoglierà il feretro di Giancarlo Gentilini. Prima però di entrare ti volevo mostrare con Simone Merlo quelle bandiere, quel grazie Gentilini. Qui con me c'è il signor Gianpietro
Biasotto, che è titolare del Relais San Nicolò, è un volto molto noto qui a Treviso, assieme a sua moglie Gigliola, e questo è il suo modo di dire grazie a Gentilini. Certamente grazie. Con Giancarlo ci conosciamo da tantissimi anni, ho sempre trovato un uomo pieno di grinta ed energia e molta simpatia verso la città di Treviso, verso tutta la gente così. Sarà sicuramente un gioiello prezioso che rimarrà nella storia di Treviso. Ecco, quindi insomma oggi è una giornata triste per tutti, ma anche il giorno della gratitudine. È il minimo che la gente possa fare per lui. Io ripeto, lo conosco da tantissimi anni e non posso che dire altro che grazie, come l'ho scritto sul davanti della nostra casa. Grazie davvero Biasotto. Noi entriamo in chiesa con Simone Merlo, da poco sono arrivate anche le onoranze funebri trevisine che si stanno occupando appunto della gestione delle esequie, stanno sistemando la chiesa. Parliamo appunto di San Nicolò, uno dei luoghi più antichi di Treviso, è una chiesa che risale al XIII secolo, una chiesa che Giancarlo Gentilini amava particolarmente. Siamo a ridosso del seminario vescovile, è anche una chiesa, direttore, particolarmente capiente, che può contenere fino a 2000 persone, a 2000 fedeli. Tra l'altro oggi si prevede un flusso cospicuo di persone, inevitabile che sia così. Con me c'è la signora Diana, la disturbo nuovamente, signora Diana, lei è una delle custodi collaboratrice, sì. Quando ho un po' di tempo libero allora vengo in chiesa a vedere un po'. E lei si occupa un po' di tutto? Sì, mi occupo un po' di tutto, sono addetta ai lumini, sono addetta se c'è bisogno di fare qualcosa, io sono sempre disponibile a farlo. Oggi a maggior ragione perché lei conosceva molto bene Giancarlo Gentilini, sì, che ricordo ne conserva. Sì, sono un po' emozionata perché quando lo vedevo per la strada lo fermavo, perché per noi e per me era sempre il sindaco, il nostro sindaco. Allora lo salutavo, gli dicevo buongiorno signor sindaco, lui si fermava, mi faceva una carezza, mi dava una mano così sulla spalla, è sempre un ricordo che rimarrà sempre nel mio cuore. E lei lo ha sempre sentito molto vicino anche umanamente? Sì, anche quando lo vedevo era sempre disponibile, era una persona proprio disponibile in tutto. Oggi vi state preparando questo ultimo saluto. Saranno in tanti trevigiani probabilmente oggi. Sì, sia appunto presenti, perché la chiesa contiene più di 2000 persone, ma ci sono tante persone che sicuramente seguiranno Antenne 3 da casa e sicuramente ci sarà una giornata da ricordare. Grazie davvero signora Diana. Direttore, ti mostro la chiesa adesso vuota, ci sono dei fedeli, ci sono anche tanti turisti che ci chiedono che cosa sta succedendo, perché è anche una città blindata, ci sono forze dell'ordine nei punti cruciali di Treviso, li abbiamo visti in piazza Vittoria, in via Roma, insomma una città presidiata e chiaramente una lunga giornata, un lungo pomeriggio. Le onoranze funebri, gli operatori stanno sistemando i fiori e quindi tutto è pronto per accogliere il feretro di Gentilini. Qui la cerimonia inizierà alle 15:30. Per il momento è tutto da San Nicolò. Con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie molte a Cristiano Arboe e Simone Merlo, e dalle 15:30 su Antenne 3 tutta la diretta condotta da Nicola Zanetti. Camera ardente oggi al Cafoncello, precedentemente al Cafoncello poi oggi quella a Casugana. Tantissime sono state le persone che hanno voluto tributare l'omaggio allo sceriffo. Il primo tra gli amministratori di Treviso a voler salutare il sindaco per sempre Giancarlo Gentilini nella cappella funeraria del Cafoncello è stato l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Tanto dolore per la scomparsa di un amico, ma penserò alle parole che prendevo tramite i suoi pizzini, tante, e mi diceva guarda che quando
quando io ti scrivo vuol dire che ti voglio bene. Poi il passaggio del direttore generale dell'ULSS che ha abbinato il ricordo di Gentilini a quello di suo padre. Poi alla fine ci troviamo tutti insieme e chissà che metta ordine anche là, che c'è bisogno sempre comunque di ordine. Lui riusciva a farlo questo con simpatia, con tranquillità e con gentilezza. Anche Dimitri Coin, da amico, da segretario provinciale della Lega e da parlamentare, ha voluto portare il suo saluto per una persona ed un carattere inimitabile. Lascia un vuoto che è incolmabile. I tempi sono cambiati, ma quel coraggio che ha dimostrato è il lascito vero che dovrebbe lasciare a tutti quelli che amministrano e che fanno politica. Eredità ed esempio soprattutto per le nuove generazioni della politica. Lui ha fatto crescere una classe dirigente, cioè attorno a lui sono cresciuti dei ragazzi che hanno potuto godere della sua capacità di amministrare. Ci lascia una scuola, un modo di come comportarsi con la gente quando si fa politica. Un sindaco in mezzo alla sua gente, soprattutto a quella che per età o malattia viene quasi messa in un angolo. In casa di riposo, nei 15 anni che ci sono stato io, non ha mancato un centenario a venire a fare gli auguri, quindi credo che ci siano più foto sue con i centenari sui tavolini delle case di riposo dell'Isra che non in tanti altri posti. La città lo ricorderà comunque Gentilini, ha lasciato un segno che difficilmente riuscirà a essere cancellato. Una convinzione condivisa anche da chi pur sull'altra sponda politica non è mancato l'ultimo saluto. In quegli anni là, seppur noi l'abbiamo molto contrastato, lui ha dato un'impronta alla città. È un uomo che però non ha mai utilizzato e usufruito delle porte che gli sono state aperte per fare una carriera politica. Di questo chapeau. Lei prima ha detto che non l'ha mai votato. Sì, è vero. Eppure? Eppure è una persona rara, straordinaria, da imparare sempre. Ecco. Vediamo altre testimonianze che abbiamo raccolto. Tanta gente comune ha voluto rendere omaggio a Giancarlo Gentilini. Attorno al feretro il cappello alpino, il gonfalone della città di Treviso, la grande foto del sindaco per sempre, la fascia tricolore del sindaco Conte e la sciarpa del Treviso Calcio depositata dal figlio Antonio. Poi i fiori tenuti da fettucce tricolore, così come il fiocco esterno che segnava il percorso dentro la cappella funeraria. Poi ancora i 2 quaderni per le firme e tanti commenti lasciati dai cittadini sin dall'apertura della Camera Ardente. Un ricordo di Giancarlo Gentilini. Un bravo uomo. Lei è tra i primi a essere venuto a salutarlo? Sì, credo di sì. Valeva la pena venire anche presto? Per me sì. Un pezzo, una colonna insomma di Treviso. Cosa ci lascerà Gentilini? Il suo sorriso, il suo parlare schietto e soprattutto un'eredità di cuore. Un uomo combattivo, sempre sorridente, sempre con un pensiero positivo per la sua città, per noi. Una persona meravigliosa, lo ripeto e lo straripeto, è una persona da prendere atto di quello che ha fatto lui nella sua vita e come ha fatto lui la sua vita. Emozione anche delle penne nere. Come spirito alpino penso che sia stato il padre per noi, ecco. Io l'ho conosciuto anche come dipendente, lui ha messo come centro la persona e non la burocrazia e quindi lì si è visto veramente il vero spirito alpino del fare. A salutarlo uno dei suoi fotografi preferiti. Quante volte l'ha fotografato? Tantissime, in Antena 3, tantissime volte, veramente tante. Quante volte sorridente e quante volte corrucciato? Veramente poche volte corrucciato. Esequie organizzate da un amico di sempre. Lei ne ha accompagnata tanta di gente, però qui è una cosa diversa. Questa è un'emozione che fino a oggi non ho provato, anche su altre grosse circostanze militari o istituzioni oppure clero, oppure no, qua c'è l'amicizia di mezzo. Ma il ricordo più toccante è nella commozione di chi ha pedalato lungamente pur di venirlo a salutare. Un saluto portato in bicicletta. Sì, era una persona, scusi, era gentilissimo. Poi quando lo trovavamo al mercato si fermava sempre. Cosa ci lascia? Ci lascia un vuoto.
E tutti ricordano il pugno di ferro di Gentilini contro l'illegalità, contro il crimine. Purtroppo il crimine procede senza nessun problema, in particolare i ladri continuano a colpire in abitazioni e in negozi, addirittura in una pasticceria, e andiamo a Bassano del Grappa. Sentiamo Vanessa Banzato. È entrato indisturbato come fosse un comune cliente in questo bar Antichi Sapori, siamo in via Passalacqua a Bassano del Grappa, si è avvicinato alla cassa, ha trovato il contenitore delle mance per le cameriere e i camerieri, se l'è messo sotto il braccio ed è uscito. Con me il titolare della pasticceria Osama Habib, ci vuole raccontare cosa è successo? Niente, è stato questo tizio di persona, non era tante persone dentro, c'è soltanto un tavolo, la mia collaboratrice era impegnata a fare qualcosa, è andato verso la cassa, tranquillamente ha preso questo trullo del ragazzo e ha messo nella sua giacca, è andato fuori, dopo ha indicato la ragazza per chiederla se avete quel banino, ovviamente non abbiamo questo tipo di prodotto, e per un po' giustificare ovviamente la sua presenza, è uscito fuori e è andato via. Con dentro tutte le mance? Le mance delle ragazze che lo copriamo insomma in qualche maniera. Tra l'altro lei ha detto era un trullo perché era un regalo che aveva portato una delle sue dipendenti dalla Puglia. Certo, sì, davvero, che è un trullo, cioè un bel anche regalo dal nostro dipendente, però va bene, cosa si può fare? È successo anche, succede a volte parecchia roba di questa genere, insomma, ecco. E l'avete ritrovato vuoto? Dove? L'hanno portato un cliente perché sapevano la storia, erano dalla via dopo da nostra via sulla Seba, così è stato trovato, l'hanno portato, ecco. Ovviamente vuoto? Vuoto con scritto un messaggio, grazie per lei. Vuoto ovviamente, sì. Voi avete le telecamere, siete riusciti a riprendere tutta la scena? Certo, abbiamo preso perché abbiamo ovviamente la camera che guarda il nostro bene, le casse, queste cose qua, si vede benissimo tutto. Insomma. Avete denunciato? Abbiamo denunciato e la polizia sta facendo il loro lavoro, insomma, ma non anche per il valore quella che era, però giustamente anche per il fatto che speriamo che non succeda ad altre persone, insomma, ecco. Ecco, le diceva che subito dopo aver messo a segno questo colpo da voi si è recato anche in un bar vicino. E infatti è andato all'altro bar vicino a noi, ha fatto la stessa cosa, spero magari andate a vederli, però in questo caso penso che ha preso, è andato a un bagno, ha svuotato un bagno, insomma, ecco, ha trovato dentro il bagno e dopo è andato via, ecco. Però questa cosa dà fastidio parecchio, perché la gente lavora e vedere proprio questa azione, questa gente che entra indisturbata e tutto e porta via soldi e quant'altro, dà fastidio. Ovviamente penso che da tutti, lui se viene mi chiedeva qualcosa posso anche dargli, non è che facciamo anche tanta roba, cioè se vuoi un brioche, se vuoi qualcosa ancora posso dare, ma lui ha intenzionato di fare questa, però il tipo le vedi, non le dà questa perché è messo bene, tagliato i capelli, orecchini, sei un po' anche strano vederlo così, ecco, insomma, bene. Grazie a Vanessa Banzato. E non lontano da Bassano del Grappa a Rosà, una banda di ladri ha tentato di entrare in un'abitazione sfondando una finestra, ma poi è stata messa in fuga dalla proprietaria. Hanno scavalcato le recinzioni di 2 proprietà fino a raggiungere questa villetta Liberty di via Campagnola, Rosà, dove vive Mattia Pontano e dove risiede da qualche tempo anche la madre. Hanno tranciato la linea elettrica del vicino dove si affaccia una delle finestre della casa che avevano deciso di colpire e hanno bloccato con una scala il cancello d'accesso in maniera che non si potesse aprire neanche manualmente. Avevano studiato il colpo nei minimi dettagli e entrare in questa abitazione doveva essere un gioco da ragazzi. Casa vuota, anche i vicini assenti. Avrebbero potuto agire indisturbati, ma non hanno fatto i conti proprio con la mamma del proprietario che stava leggendo in camera da letto quando ha udito dei colpi fortissimi provenire dal piano terra. Erano le 20 dello scorso sabato quando i malviventi, almeno in 3, hanno iniziato a prendere a sprangate l'inferriata di una finestra fino a divellerla dal muro. Hanno sfondato gli infissi e sono entrati in casa. Ma è a questo punto che la donna ha fatto avvertire la sua presenza accendendo tutte le luci e facendo scappare i ladri che sarebbero stati
stati notati da alcuni residenti salire su una BMW scura che è sfrecciata verso nord. C'è rabbia? Sì, c'è rabbia perché, ripeto, questa noi la consideriamo un po' un'isola felice, non sono fatti che di continuo sentiamo. Sì, qualche frazione, ma questa sembra proprio un'evoluzione di queste bande di criminali che non gli basta più provare a entrare, se vedono una persiana un po' aperta ti entrano in casa con la forza sfondandoti una ringhiera. È un peccato e adesso abbiamo fatto denuncia, ovviamente sono intervenuti i carabinieri già sabato sera, abbiamo già fatto denuncia, sicuramente le nostre forze dell'ordine qui in zona sono in gambissima e si saranno attivati ancora di più, ma prima ancora, come facciamo noi con i vicini, bisogna aiutarci, darci una mano, se vediamo qualcosa che non va, fare un po' anche noi da guardia, per intenderci, perché quando credi che a te non capiti mai, di fatto è il giorno che ti capita. Sempre dignitose proteste delle vittime di questi assalti. Questo era il figlio della signora che ha messo in fuga i ladri. Oggi in regia Renato Cappoi, Andrea Basso, Edoardo Paris. Andiamo avanti con Gino Cecchettin. Anche la musica porta valori di rispetto e di linguaggio inclusivo, e così la Fondazione Giulia Cecchettin sceglie la Perishow in corso ad Arsego per lanciare un appello firmato appunto dal padre di Giulia, Gino Cecchettin. Sono giovani e giovanissimi quelli che affollano la Perishow, giovane e giovanissima la musica loro destinata. A loro si rivolge Gino Cecchettin, che in qualità di presidente della fondazione nata per trasformare il dolore per la morte di Giulia in impegno contro la violenza di genere, lancia un appello rivolto agli artisti e alle case discografiche perché promuovano un linguaggio musicale più rispettoso, consapevole, inclusivo. Così Gino Cecchettin: Giulia potrebbe essere il concerto stasera, ma non potrà farlo. A Giulia sarebbe piaciuto stasera ballare e cantare assieme ai suoi coetanei. Lei non ballerà più, non ascolterà più nessuna canzone o concerto. Colui che diceva di amarla ha deciso per lei il suo destino di vita. Lo sai benissimo che le parole che usi possono fare la differenza. Ti chiedo, con tutto il rispetto e la fiducia che si deve agli artisti veri, di considerare la possibilità di lasciare da parte quei contenuti che, consapevolmente o no, possono alimentare una cultura della sopraffazione. Abbiamo bisogno della tua arte, di dignità, amore e bellezza. Abbiamo bisogno di artisti che sappiano anche cambiare spartito. Con la lettera 2 vademecum, uno indirizzato agli artisti, l'altro ai discografici. Servizio di Chiara Gaiani. È stato arrestato a Vicenza un nigeriano di 28 anni, è stato arrestato dai carabinieri perché aveva infranto il cosiddetto codice rosso, cioè si era avvicinato, nonostante gli fosse stato vietato, all'ex convivente a Schio. Accusato di pesanti maltrattamenti in famiglia, un cittadino nigeriano di 28 anni residente nell'Alto Vicentino è stato arrestato dai carabinieri di Arsiero. I militari lo hanno sorpreso in compagnia dell'ex convivente verso la quale era stato imposto il divieto di avvicinamento. La presenza dell'uomo era stata segnalata in un complesso residenziale del centro storico di Schio. Gli accertamenti dei militari hanno in breve constatato la violazione della normativa del codice rosso emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza. Il 28enne è stato infine condotto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida per direttissima su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Vicenza. Servizio di Daniele Garbin. Si è spento all'età di 92 anni Don Giorgio Verzotto, nato a Santa Giustina in Colle nel 1933. Don Giorgio Verzotto era stato ordinato sacerdote nel 1957, dopo essere stato cappellano della Sacra Famiglia a Padova, di Torre e del Duomo di Este. Aveva prestato il suo servizio ad Arsego e a Fratte. Diventato parroco, lo fu per 22 anni della comunità di Reschigliano di Campo d'Arsego e per 17 di Canove. Si era ritirato per motivi di età nel 2010 e da allora viveva a San Giorgio delle Pertiche, dove era stato nominato penitenziere. I funerali si terranno venerdì alle 10 nella chiesa di San Giorgio delle Pertiche, saranno celebrati dal vescovo di Padova Claudio Cipolla. La sera precedente alle 20:30 ci sarà la preghiera del Rosario, cioè venerdì sera, giovedì sera.
È stata intanto disposta l'autopsia sul corpo della catechista di Strana, stroncata da un malore a Roma mentre accompagnava in pellegrinaggio i ragazzi della parrocchia. La data dei funerali rimane da fissare, mentre nella comunità di Strana c'è dolore e sbigottimento. È stata portata in obitorio ancora giù in Lazio e adesso aspettiamo di capire quando faranno l'autopsia per riportarla in Strana e celebrare il funerale. Credo a questo punto non lo so, non sappiamo niente, ma la settimana prossima. La Procura di Roma ha disposto l'autopsia sul corpo di Lina Pietroboni, la catechista di 57 anni stroncata da un malore mentre accompagnava i ragazzi di Strana in pellegrinaggio per il Giubileo. Un lutto doloroso e improvviso, quello che ha colpito il gruppo, e proprio ai ragazzi sono stati il parroco e gli altri accompagnatori la sera, al momento della preghiera, a comunicare quel che era successo. Hanno capito subito che c'era qualcosa che non andava e poi con calma, una volta che è successo tutto, è stato comunicato, sono stati bravi, bisogna dire che sono stati bravi, ci abbiamo pregato, era per tutti un riferimento, sono stati bravi, io devo dire che hanno reagito bene, al di sopra delle nostre aspettative. Molti di loro vorranno essere presenti ai funerali, così come la comunità parrocchiale di Strana attonita di fronte alla perdita. Capiremo in base a quando sarà la data del funerale, se faremo prima delle veglie, degli incontri, qualcosa in base a quanto procrastinato è il funerale. Sposata e mamma di 2 figli di 15 e 18 anni, Lina Pietroboni, originaria della Puglia, lavorava nel mondo della scuola e per la parrocchia era una colonna. Io sono a Strana dal 2017 e lei è una delle più preziose collaboratrici della parrocchia, oltre che come catechista nel servizio liturgico in tanti ambiti. Ecco, sono troppi da elencare tutte le cose che faceva e che era sempre disponibile e preziosa per tutta la comunità. Ieri la giornata internazionale della sicurezza sul lavoro, una manifestazione dei metalmeccanici vicentini che si sono interrogati anche sull'intelligenza artificiale, se l'intelligenza artificiale è un'opportunità oppure un pericolo per l'occupazione. A Piazza Castello, lavoratori sdraiati a terra e un lungo minuto di applausi per le famiglie e le vittime decedute sul lavoro, le cosiddette morti bianche. Con questo flash mob i metalmeccanici vicentini hanno manifestato nell'ambito della giornata internazionale sulla sicurezza sul lavoro. Nonostante la provincia berica registri una costante diminuzione degli infortuni negli ultimi 10 anni, il Veneto resta una delle regioni con un elevato numero di infortuni mortali, 79 decessi nel 2024. Il 2025 si è aperto in modo tragico, con 15 vittime già registrate durante i primi mesi. A partire dalla sicurezza, da oggi, chi varca un cancello di un'azienda, di un luogo di lavoro, deve essere sicuro a prescindere dal contratto applicato. Quindi vogliamo combattere gli appalti quando non garantiscono sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Il tema del contratto dei metalmeccanici in particolar modo è uno dei contratti che sviluppa molto la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e prevede anche dei break formativi specifici nel caso di infortuni o di mancati infortuni soprattutto. Focus per la giornata mondiale 2025 il tema intelligenza artificiale, una potenziale risorsa ma anche una minaccia per i lavoratori. Sì, noi abbiamo avuto FIM e FIOM, un'esperienza negativa all'Agco Italia, dove nella procedura di mobilità e licenziamenti collettivi si andava a definire che l'intelligenza artificiale sostituiva lavoratori e lavoratrici. Abbiamo avuto 9 lavoratori che erano coinvolti, 9 impiegati su un totale di una ventina, trentina di lavoratori. Nello stesso tempo però dobbiamo anche cercare di focalizzarci sulle cose positive che questa cosa può portare, soprattutto sul tema che riguarda la qualità di vita del lavoratore, ma anche e soprattutto la sicurezza del lavoratore, perché appunto andando a utilizzarla all'interno degli impianti lavorativi, all'interno dei macchinari e quindi andando a verificare anche storicamente come sono successi gli infortuni, l'intelligenza artificiale può aiutarci a prevenire, fare prevenzione perché questo non possa succedere ancora in futuro.
Diamo due titoli del Gazzettino. Jack Gobbato, la lettera dell'assassino ai genitori. La mamma della vittima l'ho letta ma non la voglio tenere. Negato il rito abbreviato, rischia l'ergastolo. Jack Gobbato che venne ucciso a Mestre. Antonella Pistolato, la cassiera della casa di caccia a Preganziol, stroncata da un tumore a 51 anni. La malattia scoperta 2 mesi fa. Diamo anche la politica, prima di dare la pubblicità, dopo Zaia, il centrodestra e il centrosinistra sono ancora in alto mare con le candidature. Sentiamo. Poi quando io sento parlare, ad esempio, direttore di linea del Piave, a parte che io non parlerei di Piave, perché insomma io ho fatto il sindaco 15 anni sulle rive del Piave, non l'ho mai sentito dire nulla se non passa allo straniero, evocando, diciamo così, i miti della prima guerra mondiale. Però insomma un fiume sacro alla patria, l'Italia non può essere strumentalizzato da una parte o dall'altra per un interesse di bottega. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro, basta tirare in ballo la linea del Piave in vista delle regionali, espressione spesso usata dagli esponenti leghisti per dire di fatto che il candidato presidente del centrodestra spetta a loro, Zaia o non Zaia. A Focus TG, ospite del direttore Luigi Baccialli, il numero 1 dei meloniani in Veneto, dice semmai che il Piave altro suggerirebbe. Il Piave è il fiume sacro alla patria, dovrebbe unire, infatti il messaggio del Piave è: lavoriamo tutti uniti, perché tutti uniti sappiamo dare risposte ai cittadini, eppure in un momento di difficoltà come questo. Insomma, lo straniero non è da intendersi dentro la coalizione, fa intendere De Carlo, che conferma anche come il dado, in un senso o nell'altro, non sia stato affatto tratto, anzi. Oggi non c'è un accordo già fatto, che oggi non c'è un partito che sicuramente governerà il Veneto, ma ci sarà una straordinaria coalizione fatta da tanti partiti sul quale Fratelli d'Italia sa di poter dire la propria, proprio per essere il primo partito in Veneto. E sembra lunga la strada per individuare un candidato presidente anche nel centrosinistra, pure qui ancora nessun nome ufficiale. Stiamo ragionando attorno al nome che possa interpretare al meglio la volontà di presentarci come un'alternativa a questa destra che ha governato nel corso di tutti questi anni e che finisce, secondo me, anche non positivamente il proprio mandato. Lo finisce con liti e tensioni, ma anche con risultati che non si vedono. Autonomia e Pedemontana, solo per citare 2 fronti aperti, emergenza casa e sicurezza del lavoro, i temi urgenti. Al momento non si prevedono primarie. Diciamo che la strada prioritaria che è stata scelta in questo momento è quella di individuare una soluzione nel confronto interno alle forze che costituiscono questa alleanza di centrosinistra. Andiamo in pubblicità, ma state con noi perché sarà ospite qui in studio il professor Mario Bertolissi, costituzionalista. Faremo il punto sull'autonomia differenziata. Tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto il costituzionalista, il professor Mario Bertolissi. Professore, grazie, bentornato. Per l'invito. Grazie molto. Ovviamente parliamo di autonomia e parliamo di un libro che non è ancora alle stampe, per ora è in bozza, l'autonomia differenziata, materiali controcorrente, del professor Mario Bertolissi. È l'ennesimo intervento del professor Bertolissi sulla madre di tutte le riforme. Allora, professore, intanto perché a questo punto, in questo momento, un libro sull'autonomia? Direttore, sgombriamo il campo da obiezioni che sono il primo io a condividere. Con tutti i problemi che ormai ha l'orbe terracqueo, ieri abbiamo visto cosa è capitato in Spagna e in Portogallo, cose mai viste, esatto, e dovrebbe indurci ad essere meno fiduciosi nel sapere umano e nella scienza, perché mi pare che ne stiamo imbroccando di sbagliate non poche. Ecco, quindi fatta questa premessa per definire il campo, ecco, dell'interesse, e le ragioni per le quali io ho pensato di fare questo volume sono le seguenti. Innanzitutto, al di là di quello che è accaduto e che riguarda la politica, riguarda le istituzioni,
rimane il fatto che è oggettivo che il Veneto continua a confinare con il Friuli Venezia Giulia e con il Trentino Alto Adige, quindi qui non è questione di posizione politica, è questione di geografia. Quindi le ragioni sottostanti che riguardano gli squilibri che esistono fra soprattutto i territori di confine, dei comuni che sono in Veneto e che hanno a che fare con i comuni che si trovano invece in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, ripeto, rimangono come rimangono le oltre 30 domande di comuni di migrare in una di queste due regioni. Secondo, si tratta anche di mettere nero su bianco, visto che io sono stato, ringrazio naturalmente chi mi ha dato l'incarico, sono stato uno che si è occupato per decenni di queste questioni e come ripeto ringrazio la Regione che ha avuto fiducia insomma nel mio operato dal punto di vista tecnico. Credo che di fare un servizio, non un servizio a una posizione politica, un servizio ad una scelta istituzionale, perché non dimentichiamoci qual è stato il voto trasversale dell'ottobre del 2017, un servizio cercando di dare spazio alla memoria, a una memoria che è rigorosa e puntuale, perché non sta scrivendo un romanzo, o non ho pensato di scrivere un romanzo, ma di documentare rigorosissimamente quello che è stato fatto e quello che mio tramite la Regione del Veneto ha fatto. Professore, un attimo solo perché oggi ci sono i funerali di Giancarlo Gentilini alle 15:30 e dobbiamo collegarci di nuovo con Christian Arboit dalla Basilica di San Nicolò. A te Christian. Sì, direttore, ti do due flash velocissimi approfittando della presenza di Tommaso Moretto, Flavio Moretto, perdonatemi, custode della chiesa qui di San Nicolò. Allora, alle 13:30, signor Flavio, inizia la bonifica. Sì, ci sarà la bonifica della chiesa dalle 13:30 fino alle 14:30. Quindi arriveranno le unità cinofile? Sì, tutte le unità cinofile e altri ispettori che controlleranno la chiesa, perché ci saranno previsti qualche ministro con la scorta, per cui c'è questo controllo, diciamo. Quindi misure di sicurezza chiaramente massime. Per quanto concerne la cerimonia, che cerimonia sarà? State ultimando anche qui i dettagli? Sì, la cerimonia sarà una cerimonia semplice perché è un funerale, diciamo, però sarà il vescovo Monsignor Tomasi che celebrerà la Santa Messa e poi avremo per solennizzare un pochino c'è il tenore Francesco Grollo che eseguirà alcuni canti e alla fine ci sarà anche il coro degli Alpini che eseguirà un canto quando verrà letta la preghiera degli Alpini. Allora in quella zona, signor Flavio, saranno posizionati i consiglieri comunali? Sì, abbiamo depositato 50 posti per i consiglieri comunali, poi sulla destra lì 100 posti per i sindaci del Veneto, che saranno molto numerosi. Un centinaio di sindaci. Un centinaio, sì. Poi ci sono i posti qui per tutte le autorità provinciali e regionali e a sinistra i parenti, gli amici. Il corteo funebre, il feretro, entrerà dalla navata principale, quindi dalla porta principale, dal portone, mentre le autorità dalla porta laterale. Laterale, sì, molto probabilmente. Ultimissima cosa, chi interviene tra le autorità? Per ora è stato previsto l'intervento di un familiare o chi per esso e poi ci sarà il sindaco Conte e Luca Zaia. Quindi non sono previsti al momento interventi da parte dei ministri? No, non sono stati previsti, dopo non si sa mai l'ultimo minuto cosa può succedere, diciamo. Grazie davvero signor Flavio, gentilissimo e preziosissimo. Direttore, da San Nicolò con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Christian Arboit e Simone Merlo. Torniamo dal professor Mario Bertolissi, un libro sull'autonomia che uscirà prima dell'estate, no? L'avevo interrotta, professore? Sì, avevo accennato due ragioni. C'è una terza ragione che è la seguente. Ho avuto occasione anche di recente di trovarmi in una situazione di questo genere, chiamato a riferire su quello che era stato fatto. Chi aveva obiezioni ha letto un testo che aveva preconfezionato e naturalmente non aveva nessun nesso con quello
che io avevo detto, significa non si è più capaci di contraddire o di dialogare con qualcuno. Ognuno arriva lì con un pistolotto, magari non c'entra assolutamente niente, lo legge, parla di cose che non esistono e va bene, dice complimenti e ognuno va per la sua strada. Ancora, tenga presente che non c'è stato contraddittorio a livello nazionale, perché tutti sanno che tranne lei e ad esempio il Corriere del Veneto prima del mattino sul quale io scrivevo, e tranne qualche voce isolata e scarsamente determinata, per il resto noi abbiamo sentito una opinione ed una voce soltanto, che era quella dell'autonomia differenziata che spacca l'Italia. Non c'è stato altro. Ecco, è da riflettere su questo punto, perché è una gravissima violazione del principio del contraddittorio. Ecco, ancora, e questa è una osservazione critica che faccio con dell'amaro in bocca. È possibile o è mai possibile che quando autorità nazionali, vedi Ministero della Sanità, vedi Agenas, vedi Direzione Generale del Tesoro e via di questo passo, fanno classifiche e la Regione del Veneto o è prima o seconda o terza, prendiamo per i LEA, gli ultimi è prima. Allora è possibile che io legga sui giornali nostri che sì, va bene, ma. Perché naturalmente esiste sempre un termine ideale, oppure esiste. Mentre sul quotidiano del Sud c'è scritto, è un disastro, ma la colpa è del Nord. Ecco, io formulo una domanda. Totale. Il rapporto si deve fare tra cose che esistono, non tra una cosa che esiste e una che non esiste. E questa è una critica che non è segnata col blu, è una bocciatura da zero per chi pensa di fare informazione in questo modo. Capisco l'indignazione e la sofferenza di un giurista in una fase storica di questo tipo. Ecco, lei capisce che qui c'è spazio per lasciare una traccia documentata e argomentata. Dopodiché, dopo averlo letto però e studiato, ripeto, non visto il sommario, immaginato che dentro ci sia quello che non c'è, uno trae le sue conclusioni, perché sono stato il primo a dire nell'esordio che questo è il mio punto di vista. Però è argomentato, non è un'affermazione fatta con scopi diversi che possono essere di carattere politico, ideologico, lecitissimi, ma non fai i calcoli in cemento armato ideologicamente parlando, perché la casa viene giù. Professore, questa è la copertina, un libro che uscirà prima dell'estate, 500 pagine, l'autonomia differenziata. Perché in copertina il canaletto? Ecco, sono sincero se dico che in una prima pensata avevo anche fatto riferimento ad una delle tante raffigurazioni del leone. Poi però mi sono detto questo. Qui il discorso che io faccio è un discorso che è di carattere strettamente e rigorosamente tecnico, cioè tutti i miei ragionamenti sono svolti dal punto di vista del diritto costituzionale generale, del diritto costituzionale regionale e dopodiché delle altre discipline che sono collegate. Fa riferimento a pubblicazioni che sono uscite sulle riviste di serie A o quello che è della mia materia e ad atti che io ho depositato davanti alla Corte Costituzionale, non al giudice conciliatore, con tutto il rispetto. Sono pubblici, sveniti in Gazzetta Ufficiale, via di questo passo. Non è pensabile che mi sia messo lì a far propaganda o d'altro, anche perché mi avrebbero deriso e maltrattato. Allora, ho pensato un istante fa che piuttosto che un'immagine di quelle che circolano, che sono anche belle, far emergere il senso di tutta questa operazione attraverso uno dei dipinti, penso che sia comunque quello scelto molto bello, di Canaletto, che dà l'idea tra l'altro di che cosa è stata Venezia
nel momento massimo dei suoi successi e dei suoi fasti, luogo di integrazione, di assimilazione, di pluralismo e via di questo passo, forse il modo per richiamare l'attenzione del lettore, in generale di chi volesse comunque considerare questo tema, alzando la testa e non stando sempre come la pecora che bruca con gli occhi lì sulla paglia o sull'erba. Alza la testa, ho sentito dire da uno, e cerca di ragionare, cerca di pensare alle istituzioni di questa celeberrima Repubblica che non mi sono mai stancato di sottolineare, è stata studiata dai costituenti di Filadelfia, quelli che hanno scritto la Costituzione degli Stati Uniti. È conosciuta dal mondo anglosassone, ignorata, la storia di Venezia, sto parlando, sì, 1000 rotti anni, dal nostro Costituente non parliamo nelle scuole, che cosa si insegna? Zero. Eppure la separazione dei poteri, i controlli, i bilanciamenti e via di questo passo, tutto quello che oggi si predica essere tipico della democrazia esce da lì, interpretato in modo magistrale, mi sento anche di dire insuperato. Professore, è un libro che chi ha a cuore l'autonomia dovrà centellinare proprio. Io voglio leggermi tutte le 500 pagine perché davvero di autonomia spesso si parla a vanvera e questo è un contributo eccezionale alla conoscenza di questa riforma. Perché tanti occhielli nel libro, professore? Poiché rappresenta un po', se vuole, la sintesi di un'infinità di cose che mi sono capitate, ho voluto dar conto di tutto. Sa che alla fine, a furia di studia, una qualche idea un po' chiara magari finisce per venire fuori. E se qualcuno così è abbastanza pratico di frasi semplici che sono quelle che rappresentano la sintesi di cose complessissime, ma ti dicono, come il chirurgo dice, qui bisogna incidere, non da un'altra parte, no? È vero, ecco, in questo modo uno, attraverso queste piccole frasi, riesce a capire il senso di tutto quello che segue, cioè di quel maloppo non di poco conto. E vede, il primo sono frasette latine e no, ma comunque lo traduco rapidamente. Ho innanzitutto avvertito, perché è una frasetta, contra factum non valet argumentum, cioè i fatti parlano chiaro, non è che li si elimini attraverso ragionamenti, e quello che fanno, anzi, uso qui un'espressione l'avvocato Agnelli, gli intellettuali della Magna Grecia, che sa dove stanno, e quindi prendo dentro pure la giurisprudenza della Corte Costituzionale, perché la tanto citata sentenza, ecco, che ha dichiarato l'incostituzionalità di gran parte e via discorrendo, è caratterizzata da questo, è metafisica pura, cioè il fatto neanche per sbaglio, ma i latini ti ricordavano, i romani che erano pratici, che contro il fatto non vale nessun argomento. Secondo, ho anche ricordato questo, visto la solidarietà e bisogna intervenire, c'è un'altra frasetta, uno squisco e faber fortune sue, non dimentichiamoci che uno non può mettersi lì ad aspettare. Ecco, il suo futuro, la sua vita, il suo destino, in larga parte e prevalente, dipende da quello che intende fare, e cioè dalle sue origini. Anche questa è una frasetta che non ho confezionato io alla bisogna, credo che abbia 2-3 mila anni, è stata collaudata. Cioè ognuno è artefice del proprio destino. Esatto, bisogna. Tant'è vero che poi ho richiamato invece un uomo, mio compatriota friulano, gli Ostitenti Valtan, perché la filosofia, vi ricordate, non allora il Veneto, come le arti di Gioboni che vogliono l'autonomia differenziata, vogliono incrementare il solco della differenziazione e quindi non bisogna lasciare indietro nessuno. Si ricorda? Come no? Perfetto. Allora Altan ha fatto una vignetta e sotto la didascalia è la seguente: stiamo fermi così non lasceremo indietro nessuno. Ed è il paese in blocco. Il paese in blocco, perché dal punto di vista delle innovazioni istituzionali, delle leggi che dovrebbero intervenire in diversi settori, noi siamo sistematicamente bloccati da obiezioni e controobiezioni. Questa è la realtà. Chiedete agli imprenditori, chiedete alle famiglie, chiedete alla scuola, chiedete a chi volete. Dunque c'è un'altra fasetta che è di Livio
Livio era di Padova, quindi faccio delle scelte, capito? Tutto calibrato. Territoriali. Sì, perché Livio notava questo, no? Perché in questa rassegna dicono tutto fermo, chiacchiere, benissimo. Ai suoi tempi Livio, quando scriveva le storie, notava Dum Rome consulitur saguntum espugnatur. Intanto che a Roma si chiacchiera, Sagunto viene espugnato. Cioè, intanto che a Roma non si fa niente, un tubo, e si chiacchiera, il paese va in rovina, o comunque sia, deperisce, e naturalmente non riesce a realizzare quegli obiettivi, almeno minimali, che sono indispensabili per tenere il passo, perché la filosofia sottostante a tutte le richieste, ed è documentato, era questo, ed è rappresentato, spero che non si arrabbi Massimo Cacciari, che è un amico, no, ecco, è spiegato da questa dichiarazione, da questo frammento di Massimo Cacciari, che risale tra l'altro a 20-30 anni fa, il quale al tempo si ricorda lei, del partito dei sindaci, no, certo, e della richiesta di federalismo, lui, una strepitosa intervista che gli ha fatto Giorgio Lago, diceva così: la malora delle mancate riforme, ma cosa credono che chiediamo a Roma? Che ci lascino fare. Ecco, esatto. Dentro questo volume c'è la dimostrazione di tutti questi passaggi, e quindi che bisogna guardare ai fatti, non alle chiacchiere, e che se uno sa fare qualcosa lasciamo fare, perché è nell'interesse di tutti. Ovviamente, a meno di non voler aderire a quella formidabile vignetta di Altan che dice fermi tutti, no, perché così nessuno sta indietro, che è il programma della Repubblica finora applicato. Sì, potrei citare anche il Gattopardo, no? Non a caso il Gattopardo, Tomasi di Lampedusa, in un gatto di lucidità, ha raffigurato, dalla Sicilia peraltro, perché non l'avrebbe scritto qui, da queste parti, nelle terre della Serenissima. Non avrebbe potuto mai scrivere questo capolavoro. Certo, lui ha vinto il primo premio Strega, ecco, dopo morto perché è stato dato alla memoria, è stato scritto là non a caso. Ecco, la ringrazio di questa sottolineatura. Vede che se si potesse fare cultura piuttosto che schiamazzare, si capirebbero le cose molto di più, e, caro direttore, invece di parlare a vanvera, si starebbe zitti, perché lei adesso ha proprio cavato dal mazzo una perla, no? Ecco. Grazie. Per ora dobbiamo andare a pubblicità e poi state con noi, perché abbiamo ancora in studio il professor Mario Bertolissi. A tra poco. Libro in uscita prima dell'estate del professor Mario Bertolissi sull'autonomia differenziata, sottotitolo Materiali contro corrente, edito da Giappichelli. Professore, quindi diciamo i contenuti del libro, quali sono? Ecco, io ho fatto così. Intanto c'è una premessa che ho intitolato in questo modo. Ho preso l'espressione che utilizzano i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti quando formulano l'opinione dissenziente, e allora ho scritto rispettosamente dissento, perché intendiamoci, io ho sempre agito e tuttora con passione, ma rimane solo passione. Dopodiché quello che io amo è proprio il contraddittorio, e qui ho detto che lo faccio proprio perché ho sentito sempre suonare lo stesso pezzo. Si può suonare anche un pezzo diverso. La prima parte contiene una decina di scritti che io ho fatto sull'argomento, che sono comparsi sulle riviste di classe A dei giuspubblicisti, perché questo documenta quello che io ho fatto nel tempo e la coerenza delle mie posizioni. Non è che prima ho scritto una cosa, poi un'altra, ed sono variazioni sul tema di vario genere. La seconda parte, invece, dà conto, nel senso che contiene tutti gli atti che io ho scritto e che documentano la posizione della Regione nell'ambito dei giudizi 4 di legittimità costituzionale della legge Calderoli, attivati da 4 regioni. Ci sono i comunicati della Regione,
in sintesi ripresa la sentenza con dopo un articolo, comunque uno scritto piuttosto rilevante di osservazioni sulla sentenza che riguarda la declaratoria di incostituzionalità. C'è l'atto che io ho fatto e che ho costruito come fossero dei saggi di dottrina, quando li ho fatti, riguardanti l'ammissibilità del referendum e appunto la memoria che ho fatto e dove sostenevo l'inammissibilità. Lì si capisce anche, dato che continuo a sentire la Corte ha decapitato, ha dovuto decapitarla per dichiarare l'inammissibilità. Ho cercato di spiegarlo perché l'iniziativa di coloro che l'hanno contrattata vera aveva di mira la celebrazione del referendum, rispetto alla quale celebrazione del referendum non interessava il superamento del quorum, perché era una prova di forza tra i sostenitori e i non sostenitori, e lei capisce che se coloro che chiedevano l'abrogazione si portavano a casa comunque qualche milione di sì, sarebbe stata politicamente una vittoria rilevantissima, certo, anche se non aveva l'effetto abrogativo. Certo. La Corte ha disinnescato, oggettivamente disinnescato questo, tant'è vero appunto che ne avevo detto anche l'ultima volta, io in uno scritto che ho fatto ben prima della sentenza avevo detto: guardate che per me è una vittoria di Piro. Allora tutto va letto e meditato secondo il mio modesto punto di vista, e dopo bisogna farsi questa grande domanda: se noi, che è posta dal primo, qui occhiello contrafactum non vale argomento, dove crediamo di andare a finire se ci nascondiamo dietro le parole e non facciamo emergere i fatti? Il fatto, ad esempio, che ne so, che c'è stata la siccità durante l'estate passata, la Sicilia non ha impianti di desalinizzatore, non vogliamo quelli, benissimo, un'altra cosa, ha speso qualche miliardo e sono punto e a capo. La viabilità e le strutture, va bene, non ci sono. La Calabria continua a non avere la sanità e anzi si dice nei tempi di difficoltà la forbice tra nord e sud si allarga, ma la Costituzione è entrata in vigore 70 e passa anni fa, abbiamo bisogno di avere almeno mezzo secolo a disposizione. Ecco, no scusi, non mezzo secolo, 500 anni. Ecco, io penso che se qualcuno lo vorrà, da lì si traggono materiali per discutere finalmente a ragion veduta, perché io ho argomentato sempre richiamando i fatti. E qui, se vuole chiudo perché penso che debba chiudere, lo ribadisco, è nei fatti che c'era una sola regione che aveva questo problema, per questa regione è stata fatta la modifica in Costituzione, a questo punto gli intellettuali della Magna Grecia hanno pensato di trasformare una questione puntuale in una questione universale. Allora, invece di fare uno, vuoi fare tutto. Il risultato finale non avrai fatto niente. E questo è per il momento il consuntivo di una stagione lunghissima della quale io sono stato spettatore protagonista, se lei me lo concede. Certo, questo spettatore, direi più protagonista che spettatore, come anche capo della delegazione trattante per l'autonomia. Il titolo che avevamo fatto è ispirato dalla fiducia e dalla speranza verso l'autonomia differenziata, nonostante tutto. Sì, certo, come no. Io difatti sono qui a battagliare. Complimenti professore, davvero, complimenti. No, autonomia differenziata, materiali controcorrente, in uscita 500 pagine da leggere tutte, in uscita prima dell'estate. Professore, grazie, buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Grazie ai nostri registi, Renato Cappoia, Andrea Basso, Edoardo Paris. Vi ricordo già in corso con Nicola Zanetti alla conduzione su Antenna 3 la diretta sui funerali di Giancarlo Gentilini. Grazie, buona giornata, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15.